Ok, benvenuto di nuovo in questo format della Rosa dei Veneti. Oggi che ho la fortuna di rincontrarti dopo tanto tempo, avere qui con me Damaso Zanardo, presidente della fondazione ITS Marco Polo, ma oggi è qui per essere intervistato sulla sua azienda di famiglia, quindi la logistica Zanardo. Benvenuto in questo format per gli imprenditori e grazie di aver trovato un po' di tempo. Io vi devo sempre strappare dalle cose perché ogni volta che devo fare le interviste è così. Del resto, il lavoro che facciamo noi, una delle materie più Importante. importanti è il tempo, quindi più prezioso è il tempo. Sì, sì, no. Benvenuto, Damaso. Buongiorno a tutti e grazie invece a te del gradito invito. Abbiamo un po' tribolato per trovarci, ma lo faccio con molto piacere. Grazie, benvenuto. Allora, tu sei alla seconda generazione, quindi azienda nata in che anno? Ma mio papà l'ha fondata nel giugno del 1961, quindi Mi- io ero appena nato. Appena nato. Come mai è venuto? Tu sai il motivo e come mai... Ma c'era... Mio papà non è di Venezia, Ok. abitava in un comune limitrofo, però frequentava quella che era la piazza di allora di Mestre. Una volta le piazze erano luoghi di incontri, di scambi, di informazioni e quindi di business. Si parlava molto di Marghera, era un periodo d'oro di Marghera e quindi c'era un problema che mancavano dei mezzi. Mio papà faceva tutt'altro e ha cominciato, ha intrapreso questa prima attività nel trasporto, tra l'altro nel trasporto di materiali tipo l'infuse, quindi non è partito con l'attività poi successiva Ah, che ha ok. modificato. E ha iniziato questo suo breve periodo nel settore del trasporto di rinfuse per poi passare direttamente a quello che noi nel gergo chiamiamo cassonato, sono i tir che si vedono per In strada giro. oggi, che hanno strutture completamente diverse. Ma era già imprenditore lui dentro di sé, cioè aveva già l'approccio imprenditoriale? Perché mi piace sempre capire la genesi di come uno E parte. papà, che oggi ha 94 anni, era già imprenditore a 4 anni, mio padre, perché a 4 anni aveva fatto un allevamento di porcellini d'India, io li chiamo, no? E che all'epoca avevano un mercato. E lui a 4 anni iniziò Cioè aveva questo già suo capito che primo... c'era Sì, un sì, sì, business sì, dietro. ha sempre fatto l'imprenditore. Lui viene da una famiglia, diciamo, di azienda agricola, quindi il bisnonno, il nonno, hanno vissuto coltivando le terre, allevando il bestiame e con quelli erano gli strumenti di allora. Ha vissuto a cavallo anche della seconda guerra mondiale, per cui ha vissuto quelli che erano i rifugiati che hanno ospitato nei fienili, nella casa per anni, quindi famiglie anche veneziane che Quindi sono la state... solidarietà che è stata data. Sì, 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 per cui ha vissuto anche quell'epoca, però non gli è mai mancato lo spirito di fare qualcosa, di intraprendere qualcosa. Poi c'è stato naturalmente gli anni difficili, che sono gli anni a cavallo appunto degli anni fine anni 60, però già lui frequentando Mestre, frequentando Venezia, aveva visto questo lato industriale e aveva intrapreso un'attività di trasporto. E quindi tu sei nato all'interno di un contesto valoriale e imprenditoriale, quindi anche la tua Beh, diciamo giovinezza è partita con, Beh, con- io ho vissuto mio nonno, per fortuna, fino alla maggiore età e lui era il classico veneto, agricoltore, poche cose, ma chiare, legato naturalmente a quello che era il concetto di famiglia, il mondo della Chiesa, ha sempre fatto molto per la Chiesa e poi mio padre lo vedevo il fine settimana perché si lavorava, se lavorava. quindi si lavorava anche il sabato. Io ho cominciato a stargli dietro perché di mio padre avevo sto uomo muscoloso, grande, possente, un bell'uomo, quindi ci stavo volentieri dietro e il sabato magari andavo a trovarlo in campagna dove avevi i camion. Io da quando ti conosco e tutte le immagini che ho visto assieme a tu e tuo padre, ho sempre visto un'energia bellissima tra voi. Eh sì, sì, sì. Penso che sia stato anche complesso lavorare assieme, magari i primi anni, non lo so. Ma allora, l'inizio, come tutti i padri, così mio padre ancora oggi, è una persona molto determinata, ha dei principi etici fondamentali, da lì con lui non sgarri, non sgarri. E quindi lui quando fa una cosa la fa con tutta la passione e cerca di condividerla con gente che gli sta attorno che metta la passione. Oggi sai,
cosa un po' ben difficile. Detto questo, è stato molto istruttivo per i fondamenti poi che mi hanno accompagnato, mio nonno, mio papà, mi hanno accompagnato e mi accompagnano tuttora su come gestire il rapporto con gli altri, sul rispetto verso gli altri, sul valore del lavoro, eccetera. E lui mi ha messo sotto un camion, metto in grassa il camion. Quindi tu hai cominciato nel 70... Io ho no. cominciato ragazzo, durante il periodo festivi, andavo lì perché adoravo mio padre e mi dava da fare qualcosa, svita un bullone, fai qualcosa, ingrassa il camion, ecco, questo che è il classico. Poi finito con il diploma, un po' di frequentazione universitaria, ma poco tempo perché avevo già delle idee che avevo maturato sentendo in ufficio, sentendo papà, abbiamo subito intrapreso un'attività di trasporto, con lui naturalmente. La tua domanda trova una risposta di intelligenza di mio padre. Quando ha visto che a un certo punto sapevo camminare, eravamo un po' contrari perché comunque eravamo due epoche diverse, no? Io più commerciale e lui molto operativo. Quindi io portavo a casa del lavoro che mi inventavo e lui in qualche maniera con i suoi uomini lo svolgeva, no? Erano altri tempi, non è come adesso, non c'era un format, non c'era la certificazione di qualità. C'era, per capire. Ci donavamo a quello che ci doveva c'era fare. una domanda alla quale bisognava dare risposta con una serietà e con professionalità. E con questo abbiamo fatto dei bei percorsi assieme. Poi lui si è ritirato in campagna e continua a lavorare massacrandosi. Ma tu hai lavorato all'interno dell'azienda per un po' di anni, ma poi quando è che sei riuscito a cominciare a lavorare sopra l'azienda, cioè a gestirla, a fare più da subito, o avevi anche un ruolo operativo per tanti anni, hai fatto la parte commerciale, non lo so. E più o meno la nostra famiglia si è sempre trovata a fare degli sviluppi a cavallo di acquisizioni, no? Perché se fai trasporti acquisti i camion. E poi per i camion bisogna degli spazi. Quindi siamo partiti di fatti dove mio padre aveva le origini da Marcon, anzi da Gaggio. Quindi lui ha comprato un'azienda e questa azienda l'ha usato gli spazi per stoccare un po' di merce, ma soprattutto per parcheggiare i camion e l'officina dei camion. Poi sono arrivato io, ho cominciato a lavorare sul tema logistica, quindi abbiamo comprato una vecchia, nella prima zona industriale di Marghera, una vecchia fabbrica di legnami e affini, Salca, società anonima, lavorazione compensati affini. Avete preso la Saica? Nella prima zona industriale, sì. E allora lì abbiamo cominciato con le mie idee, quindi all'epoca si parlava di interporti, di centro merci, che era un livello più basso. Abbiamo inaugurato il primo centro merci. Allora c'era la Lia Sartori, c'era Ugo Bergamo, per la parte poi Ivano Beggio, ti ricordi? Sì. Avevo già cominciato a frequentare i giovani imprenditori da qualche anno. Anche lì è stato molto educativo e naturalmente relazionale quel tipo di ambiente, perché vedevo esperienze di famiglie diverse, settore industriale mentre ero settore di servizi, no? Tutte queste cose qui. La lungimiranza che ha avuto lui è comunque che ti ha dato spazio. Bravo, quello che dicevo, l'intelligenza. Che un po' una cosa che torna in queste interviste, che abbiamo visto spesso che i senior, quelli un po' più brillanti, non sempre, certe storie sono state anche che c'era il junior a 55 anni e il senior diceva non è ancora pronto, ma qualche storia bella che abbiamo raccontato è che dava spazio, quindi ti ha dato spazio, quindi ti ha dato la possibilità anche di sbagliare, perché naturalmente se ti do la fiducia... Purtroppo ho sbagliato anche più di qualche volta, ma ho sbagliato nel porre la fiducia verso terzi. Non ho mai fatto errori di tipo quantitativo, qualitativo. O commerciali, cioè. No, è stato, diciamo, nel vedere qualcosa in una persona che non c'era e quindi poi ne paghi le conseguenze, perché come amministratori, come CDA, come imprenditori, insomma, ne paghi le conseguenze. E magari mio padre lì, se fosse stato coinvolto, siccome lui aveva, come dicevo prima, pochi concetti ma chiari, forse avrebbe intuito prima di me che stavo percorrendo una strada con persone che non erano adeguate. Quindi magari lui ha più la sensibilità a vederti se sono dentro o fuori. Hai i valori giusti oppure no, perché non è che scappi. O dentro o fuori. Ma non lo so, quindi ti faccio una domanda magari da ignorante. C'erano anche altri, avevi fratelli, sorelle, no? No, in azienda stavo una no. piccola...
ho una sorella, un'amorevole sorella che però si occupa della parte immobiliare. Ok, quindi ha fatto un'altra cosa, quindi non era con te in questo progetto sulla logistica. Oggi cosa fate? Quindi oggi siete diventati una dimensione... No, noi eravamo, diciamo che io ho fatto il mio percorso, perché nel frattempo, cioè, io ho maturato 45 anni di attività, non siamo più giovani, Sì. E 45 anni di attività sono tanti, e c'è stato un momento in cui ho pensato di uscire da questo mondo, anche per alcune disavventure di banane che ti mettono, sai, bucce di banane che ti vengono messe. E quindi poco prima del Covid, proprio il 2018-2017, ho comprato una grande area a Treviso con l'idea di farne un progetto di real estate, no? Uscire dalla logica degli ipermercati, dei centri commerciali, no? Ma valorizzare questa vecchia fabbrica, facevano piatti, la Pagnosin, no? Famosa, e valorizzare questi vecchi edifici del 1909 costruiti sul posto, con i pozzi dell'acqua del Sile, con l'amalgama del terreno dietro, le travi prese nel Cansiglio, tagliate con l'ascia, le tavole tagliate. Cioè ogni cosa è un'opera d'arte. È un'opera d'arte, quindi mi ero innamorato. L'avevo comprata per fare un po' lo logistico, poi come ha detto il nostro esimio presidente Zaia, oggi i veneti sono autonomi, grande risultato. Mi sono innamorato delle pietre, invece di abbatterle ho pensato a un nuovo progetto. Quindi ho dismesso alcune attività nel mondo della logistica, mantenendo solo quella originale, il ceppo originale di Venezia, mentre nelle altre città o regioni d'Italia abbiamo dismesso, e stavo dismettendo anche l'ultima. Quindi diciamo hai ridimensionato il progetto. Avevo deciso di uscire proprio. Ma è successo è arrivato il Damasino dei giorni nostri. La terza generazione. La terza generazione. Questo mi interessa, quindi da seconda generazione hai trovato una terza generazione che ti ha tirato la giacchetta. Ha tirato, ha detto il nonno ci sta male, poche parole mia figlia, nonno ci sta male, io vorrei provare, ho iniziato l'università, aveva fatto qualche esame, ma ci terrei molto a provare, no? Forse era quello che avevo bisogno di sentirmi dire. E quindi abbiamo comprato una fabbrica a Marghera che stiamo riconvertendo, una fabbrica che all'epoca per me era un'azienda con cui gestivo i trasporti, insomma, no? Una fabbrica importante, insomma, per l'assetto industriale, non solo di Marghera, ma di Portogruaro, di Brescia, di Bergamo, di Mantova, era originaria di Mantova, la Pansac. La Pansac, sì. Abbiamo comprato questa fabbrica da 2 anni e mezzo, sono 100.000 metri quadrati, e pian pianino la stiamo rigenerando e poi facendo i progetti per nuove edificazioni, che spero che mio figlio faccia. Ma c'è un progetto strutturato o stai andando nel flusso, cioè di sto cambio generazionale, cioè hai già deciso quando ti ritiri tu, cosa deve fare lui? O state... Ma se mi mandi in pensione a fine presto, anno sarei felice. Sarei felice, ma ci tocca ancora un po' di lavorarci. No, credo, mio padre mi è stato a fianco per un bel periodo. Ok. E ti senti di fare un po'... Io spero di dare, tradotto ai giorni d'oggi, perché è cambiato il mondo. Sì. Ci si relaziona anche in modo molto diverso. L'effetto dinamico che ha creato il Covid ha portato a diventare tutti logistici, perché tutti abbiamo imparato a usare il telefonino. Esatto. Prima non sapevamo cos'era la logistica. E questo è stato un bene. Dall'altra parte c'è stata la spinta che le aziende dovevano adeguarsi per lavorare just in time e dare delle informazioni. Quindi oggi non è va sotto il camion grassare, no. Poi i camion oggi sono tecnologicamente avanzati, eccetera. Tutta un'altra cosa. Però qualche anno lo devo mettere a fianco. Mi devo mettere a fianco, anche per rilanciare quella che è stata un'azienda importante, perché noi eravamo su 14.000 aziende che fanno logistica in Italia, noi eravamo tra i primi 100. Esatto, infatti ho visto era un'eccellenza in termini di volumi. Ma io sono felicissimo che alcuni progetti che ho sviluppato io, ad esempio la logistica negli ospedali, oggi quel ramo che è stato venduto è di proprietà di Posta Italia. Hai creato qualcosa che non c'era, non esisteva proprio. No, poi e oggi voglio dire Posta Italia ha portato in pochissimo tempo quel brand e diciamo quel modello a svolgere dei numeri notevoli,
E sarà una tutela, perché avere la logistica in mano a stranieri per lavorare negli ospedali voleva dire un po' un rischio. condizionare, no? Sai che la logistica quando nasce? Nasce con Carlo Magno. Non lo sapevo. Cioè Carlo Magno correva e vinceva, conquistava, correva. Ma perché aveva i Fenici dietro, no? Erano i grandi logistici. A un certo punto i Fenici hanno detto, adesso ci fermiamo perché partecipiamo anche noi a quello che è la spartizione. E lui ha detto di no, loro si sono fermati e Alessandro Magno si è fermato. Ha dovuto trattare e sono ripartiti. Per cui traduci questa cosa, se la logistica degli ospedali e dall'ultimo miglio fosse stata in mano a qualche gruppo di logistica internazionale, avrebbero condizionato tutto. Certo. Quindi sono contento che abbia preso le poste. Ascolta, è passato prima nel discorso dicendo ci sono stati dei momenti difficili che sono sempre presenti nella vita nostra di imprenditori. Sì. Quello che a me interessa condividere, che sia utile per un pubblico di imprenditori che ci guarda, anche di giovani imprenditori, poi parleremo, è cosa fai tu per quando devi superare dell'impasse? Hai un tuo rituale, hai una tua modalità? Ne ho sentite di ogni. Ma quella che mi viene più facile pensare è che quando arrivi lì, io parlo dell'ultimo, ormai quando è successo, Okay. no? Quando il problema ce l'hai Sì, lì, sì, quando ormai scotta in mano, boh. no? Scotta in mano. E lì respiro. Ok. Mi prendo uno spazio di tempo e cerco un luogo dove cerco di orientare la mia attenzione sul problema vero, e da dove era partito, che mi era sfuggito, perché sicuramente mi era sfuggito, perché c'è il problema, mi è sfuggito, e cerco di capire gli errori e quale è adesso la strada da dover intervenire. Quindi diciamo ti prendi un momento profondo di riflessione. Sì, sicuramente. Per raccogliere e togliere il coinvolgimento emozionale. L'emotività. Perché uno degli aspetti principali è quello che dovremmo sempre riuscire a separare la parte emotiva dalla parte... Però poi spesso siamo coinvolti emotivamente, perché specialmente con aziende di famiglia siamo coinvolti emotivamente. Hai un nome che ti accompagna, il bisnonno, il nonno, il papà, così via, i figli domani. Hai delle famiglie, esatto, che sono lì, che lavorano quindi con te. È impossibile non avere il coinvolgimento emozionale. E quindi cerchi di avere coscienza dell'entità del problema, cerchi di avere coscienza anche dei mezzi che hai a disposizione, di cosa puoi mettere a disposizione per superare questo problema. Tu da quanti anni lavori sull'azienda, cioè come management, gestendo persone? Guarda, ti devo dire onestamente, fatti 20 anni, ma già da prima sono entrato in azienda, ma fatti 20 anni già mio padre mi dava autonomia per alcune scelte. Ok. In età molto giovane ho cominciato a comprare anche altre aziende, che erano magari aziende importanti dell'epoca, per cominciare a una crescita non solo diretta ma anche indiretta attraverso acquisizioni. Come scegli le persone di fiducia? Cioè, questo è un problema. Anche se prima hai detto una delle più grandi delusioni è se stata... Se puoi evitare questa risposta, dovresti farla a qualcun altro che è molto bravo a fare questo mestiere. Il nostro sindaco di Venezia. Ok. Questo è molto bravo. Come le scelgo? Facendo un errore. Spiego molto bene cosa c'è bisogno in azienda, vedo la persona e mentre vedo la persona immagino la persona che vorrei che fosse. Invece non faccio un'analisi, vai un po'... cerco di capire sì più o meno, e questo lo sbaglio, ma questo è il mio limite. Cioè, quindi è capitato più volte che hai magari Mi è capitato di non inserire in azienda persone adeguate per quel ruolo. Non sto parlando della persona in quanto sono giuste, soggetto. non è che sono sbagliate. Magari sono sbagliate nel ruolo. Su quel ruolo ci sono persone che si vendono anche bene per ruoli, no? Cioè, non dimentichiamolo, insomma, su questo. Poi sai, l'azienda di servizi è diversa da un'azienda di produzione. In un'azienda di produzione ci sono degli standard. L'azienda di servizi è molto eclettica, no? Anche perché noi dobbiamo dare flessibilità, per cui passi da punte massime a punte minime. E lì in mezzo ti capita il mondo, insomma, c'è chi si copre, e quindi non te ne accorgi.
E la squadra è una cosa importante, una squadra. E cosa ti fa capire invece quando hai una buona squadra? Che caratteristiche ha la persona perché tu la lasci lavorare, Su sbagliare? questo devo dire che mio padre ha sempre ragione. Vedi chi arriva prima e vedi chi va via per ultimo. Ok, No, e poi al di là della quantità di lavoro, vedi se ha capito cosa ha fatto, sarà consapevole di quello che stava di quello che ha facendo. fatto. Cose banali, in Mm, qualsiasi settore. Tu puoi prendere anche dal portinaio. sì, sì. Sì, sì, ma è l'atteggiamento proattivo. Cosa posso fare io quando Sì, vedo un problema, vedo una carta per sì. terra, non un Ma, problema di un altro, ma oppure magari la tiro su. è tanta cosa, Questo è tantissima tanta cosa, cosa, perché soprattutto nei è il giovani. vero, noi spesso diciamo, l'indice di talento non è tanto il fatto che uno è fuori classe, perché delle volte il fuori classe su qualche aspetto magari non è capace di relazionarsi con gli altri, quindi fa casini, magari è un super tecnico, super bravo su una cosa, ma non si sa relazionare. Per noi il talento è colui che ha questa Ma caratteristica qua, che spesso è quello che cerca il problema. Esatto. Ecco, una cosa che, non cito il nome di mio figlio, però una cosa che mi ha colpito di lui e che mi fa continuare a in questa esperienza, che poi è bellissima la logistica, poi magari parliamo di logistica, questa esperienza è che lui è andato proprio nel piazzale a pulire il piazzale, ma senza che nessuno glielo chiedesse. È diventato però un esempio per tutti gli altri. Ha cominciato proprio a dire cosa posso fare No, io. lui ha cominciato Cioè, in un ruolo di marketing, sì, no, ma nel senso, però la domanda che si è dopodiché fatto in il mente sabato è è andato lì, è che andato lì. contributo posso dare, anche la curiosità. La Certo, curiosità. cioè vedere un'area in ordine e vedere in disordine cambia, no? E quindi anche cominciare a mettere ordine diventa un luogo che anche per i colleghi, per gli altri lavoratori, è meglio. Sì. Purtroppo la mentalità non c'è oggi, no? Vedo dei giovani che se vedono una cicca ci girano attorno. No, sono piccoli segnali, però ti fanno capire. Poi andiamo al pratico, perché poi il pratico è l'operato. Però se tu la tua educazione non ti porta a rispettare il tuo luogo di lavoro, la Certo. tua stanza di lavoro, è questo il grosso problema. E dopo lo farai anche sulle altre cose, con delle piccole cose fai le grandi cose. Sì. Parlavi di logistica, ci dici qualcosa di più sulla logistica, che stai dicendo ci potremmo raccontare molto. Ma guarda, la logistica è una parola che è diventata un asset quotidiano. Chi non parla di logistica oggi? Impossibile, Dappertutto. Infatti noi ci siamo conosciuti una ventina d'anni fa Mm. sul progetto di Venezia Città Metropolitana, Sì, proprio agli albori, sì. per un evento che tu parlavi della logistica anche sul progetto del treno, Sì, cioè sì. sempre stato innovatore, adesso parleremo di innovazione. Sì, beh, oddio, abbiamo fatto una carrellata veloce, abbiamo fatto il primo centro merci, stiamo parlando degli anni 80, poi abbiamo comprato insieme a dei soci importanti quello che era uno stabilimento della Lusuisse, quindi con una banchina, con un raccordo ferroviario, abbiamo fatto il primo interporto in Italia che aveva le 3 modalità, nave, treno e gomma, l'interporto di Venezia. Poi ci sono tante state altre cose perché parliamo di infrastrutture importanti, costose, insomma, con grandi investimenti. Poi ci siamo evoluti in termini di azienda, abbiamo costruito una bellissima piattaforma a Lodi e l'abbiamo dedicata al mondo dello spirits, quindi eravamo leader in assoluto, avevamo tutti i più grandi marchi mondiali per no Quindi hai sempre viaggio. cercato un po' di verticalizzarti. Bravissimo. Quindi prima parlavamo dei prodotti farmaceutici. Sì. Sì, parallelamente abbiamo scoperto anche il mondo della logistica dei farmaci, che era lontano 1000 miglia, per esempio, da un mondo semplice come poteva essere la logistica della Ferrero. Sì. Però la Ferrero è un dolciume, il farmaco veniva trattato come una scoassa, lo dico in Veneto. Cioè, mettevano le flebloclisi neanche a sud dei magazzini, a nord o sotto i teli, quando la flebloclisi non può stare a una temperatura superiore ai 19 gradi, perché poi ci mettono dentro il medicinale e te lo mettono in vena. Certo. Cioè, gli scantinati erano magazzini, non si sapeva quanto compravano, non si sapeva quanto scadevano, non sapevano niente. Era un disperdio economico, ma anche di somministrazioni sbagliate. Il 12% della gente che entra in ospedale muore per una somministrazione sbagliata. Sono dati che vengono occultati. Quindi anche quella è stata una bella ventata di idee.
è stata quindi il centro dello speed, dell'alcol, il centro del vino, il centro della logistica degli ospedali, è stata una cosa. Prima ancora, quando c'era la Marghera che contava, avevamo fatto la più grande azienda di logistica nel mondo dell'alluminio, caricavamo dalla Sardegna al nord-ovest, al nord-est, cioè qualsiasi cosa fosse alluminio la portavamo in giro noi. Lì è stato il momento in cui abbiamo cominciato a crescere, no? E poi il mondo è cambiato. La matrice comune è l'innovazione. Io faccio sempre un giochino che è sottovalutato e sopravvalutata. Secondo te oggi è sopravvalutata o sottovalutata ancora? Sottovalutata. Sottovalutata. È sottovalutata perché lo vedi nelle aziende, purtroppo la curiosità dei giovani è questa cosa. No, non puoi più parlare di te o di me, dobbiamo parlare dei giovani o di quelli che sono meno giovani. Infatti introduciamo un bel argomento. E devi vedere la loro curiosità, la loro fame. Io vedo che non hanno fame, cioè sono rari le persone, per fortuna ci sono e dobbiamo lavorare non solo su queste, perché a un certo punto queste vanno da sole, ma dobbiamo cercare di recuperare quegli altri per creargli un po' di fame. Fame è anche la curiosità di sperimentare. Oggi si parla tanto dell'intelligenza artificiale, ma tantissimi giovani portati fuori dai giochi, diciamo dei social, non hanno quelle curiosità. Tu pensi che quando ho iniziato io andavo a comprarmi gli elenchi che ritiravano vecchi, perché attraverso le pagine gialle cercavo le aziende. Tu pensa quante volte mi sono leccato il dito, avevo perfino la spugnetta. Sì. Perché giravo le pagine. Faceva tutto così. Oggi tu fai da Google Art e il mondo di internet, potresti sapere tutto. Tutto in un istante, in una scatoletta che hai in tasca. Eppure non hanno la voglia. Eppure non c'è lo stimolo. Perché non ha fame. Non c'è fame. C'è la pancia piena. Se hanno un lì, problema il genitore gliel'ha già risolto. Guardano l'orario. Io guardo adesso per i dipendenti che ho, chi vedo fa le 18 in un minuto. Credimi, sono pochi, sono sempre gli stessi. Che fanno 19, 20, 21, 22 quando serve. Questo è un limite. Non c'è più. Quindi questo, tornando alla parte tecnologica, fondamentale. Il telefonino, logistica, è stata un'innovazione. Ha avvicinato questa attività che contribuisce in maniera importante al PIL del paese, potrebbe essere molto di più, però contribuisce comunque in maniera molto importante. E la tecnologia, il telefonino, ti ha fatto diventare, ti ha avvicinato. Quindi la tecnologia nella logistica è fondamentale. Ti aiuta a organizzare un viaggio a 360 gradi, dove ci metti in mezzo treno, camion, nave, aereo, tutto ti aiuta. Per cui ti aiuta a comporre un container, a come caricare un container, ti aiuta a come Quindi distribuire. voi avete sempre fatto investimenti in tecnologia, sempre, oltre che in innovazione, cioè in innovazione settoriale, sì, ma sempre matchato con la tecnologia. Sempre. Noi adesso nel nostro piccolo, perché non siamo più quelli di prima, abbiamo un parco veicolare con il nuovo gasolio ecologico dell'ENI, quindi tutti i veicoli al massimo hanno 2 anni, e stiamo portando all'interno dei magazzini l'altro aspetto che un operatore logistico, un trasportatore può avere, è quello di autoprodurre l'energia elettrica, quindi un impianto fotovoltaico per quello che fa bisogno dei magazzini logistici, per la carica dei carrelli, per la luce dei piazzali, per la luce, per il riscaldamento, per l'affrescamento. Infatti questi 2 livelli, camion ecologici e autoconsumo rigenerante di produzione di energia, noi siamo proprio ecosostenibili. Non c'è nessuno, cioè pochi lo fanno. Esattamente, però questo sta dentro all'innovazione, perché l'innovazione non deve essere solo una ricorsa al miglior risultato, deve essere un'innovazione che tenga conto invece di quello che abbiamo distrutto nel nostro paese, nel nostro sistema terra, cioè l'ambiente. In qualche modo la matrice comune è quella di prenderci una responsabilità un po' più grande, quindi che vada oltre noi e dire ma anche il mio territorio, il mio paese. Questo io vedo che è una dinamica comune di tutte le aziende di tutte le aziende che noi chiamiamo rosa, cioè quelle che deve vincere l'azionista, deve vincere il cliente naturalmente, vincere l'azionista, vincere il collaboratore, devo creare un ambiente ma devo anche avere un impatto sul mio territorio, sulla sostenibilità. Queste sono le aziende che, tra l'altro, io nel libro La genetica del business centenario, che ho fatto la ricerca con l'Università di Verona, le aziende centenarie hanno tutte questa caratteristica qua,
per la longevità di impresa, Sì. questi valori devono essere Sono presenti, fondamentali. fondamentali. Soprattutto da E trasferire alle generazioni nuove, che voi siano cosa meno fate? Cosa avete gerarchiche. fatto? State facendo Ma su? quello che ti dicevo poc'anzi, cioè cerchiamo di innovarci nella nostra dimensione applicando il massimo che possiamo per poter rispettare l'ambiente, Ok, da una parte. E cerchiamo anche di farlo attraverso i nostri fornitori, quindi che anche i nostri fornitori usino le stesse metodologie. Poi sai, tra poco c'è anche il bilancio sostenibile, certo, no? E certo. quindi di Quindi state sostenibilità. già anche selezionando fornitori che Questo più sì, in questa questo direzione. sì, ma sai, chi ci guida poi sono queste multinazionali che sono quelle che hanno inquinato e che adesso sono esasperate non per il 2030, ma vogliono già fare il 2050, 2030, adesso dicono 2025 alcune. E quindi e tu se vuoi continuare a A servirli, servirla devi devi avere, adeguarti. ma va bene, Va bene anche perché va comunque bene. questa si chiama, siamo dentro il contesto di Accademia del Valore, c'è sta parola valore, valore Mm. nell'impresa. Per te che cosa vuol dire creare valore per la... Allora, io quando ho scritto il primo libro sul valore ho detto lo definisco, definirò il valore. Ho detto ma mi ci vogliono 5.000 anni e vedo che ognuno, ovviamente essendo una nominalizzazione, una parola astratta, ognuno lo definisce in modo diverso. Ma per te imprenditore alla guida di questa azienda, cosa vuol dire creare valore? ma guarda, l'azienda se va bene, se va bene, già facendo il suo lavoro fa ha un grande ruolo nel sociale. Esatto, E quindi un imprenditore che riesce a far funzionare l'azienda, che dà occupazione, che abbellisce i locali e che giustamente anche mette uno sguardo all'ambiente, è già un grande valore. Non dimentichiamo che quando si fanno queste interviste, quando si guardano tutte le cose positive del momento, ma se io torno indietro e comincio a pensare a quanti imprenditori di valore ho conosciuto e non ci sono più non ci sono più, con le loro sono state imprese, spazzate via. perché l'euforia prima dell'Estremo Oriente, poi del Medio Oriente, poi dei paesi dell'Est, hanno fatto saltare delle produzioni in Italia. Non abbiamo difeso nulla in Italia, non abbiamo difeso. No? L'esempio ultimo è la Ferrari. Cioè io credo che in Italia, se uno dice ma il Colossello abbiamo venduto i turchi, diventa un sollevamento popolare. Se uno gli va a dire a qualcuno abbiamo la Ferrari, i francesi, diventerebbe, ma nessuno si è accorto che i francesi sono proprietari della Da Ferrari. Ferrari. Quindi voglio dire, l'Italia ha svenduto tanti gioielli, è un paese che è in debito verso l'impresa. Parlo dell'impresa soprattutto grande o medio-piccola, ma non quelle sui giornali, tipo la Fiat che le abbiamo straiutate con gli aiuti di Stato. Imprese che potevano dignitosamente contribuire, perché poi il tessuto è fatto dalla PMI. La PMI è sempre stata bastonata, perché onestamente una PMI paga anche le tasse. Mm. Paga, è difficile che una PMI non paghi le Non tasse, paga. no? E quindi È secondo stato- me il valore che dici te è già riuscire a contribuire, a poter è fare in già modo... farlo, no? Mm. Poi sai, avere lavoratori vuol dire capire anche i loro fabbisogni. Sì. Per cui gli imprenditori della PMI, ma non possono essere anche i grandi, non dico di no, vediamo la Luxottica, quei premi, no? Ma diciamo a livelli manageriali di altri. Insomma, le nostre imprese, voglio dire, uno sguardo al territorio, uno sguardo ai propri lavoratori è già un grande valore. Ecco, su questo tema fate qualcosa? Avete creato qualche iniziativa proprio su creare equilibrio tra vita privata e lavoro? Qualcuno lo chiama welfare, qualcuno lo chiama come vuole, insomma. Io credo che sarà uno degli argomenti che la terza generazione dovrà sviluppare adeguatamente, dalle cose più banali, che può essere le foresterie comuni, un momento di goliardico, che può essere anche la stessa semplice palestra di intrattenimento, per fare casa, Mhm. per fare casa. Perché quel concetto di casa che vedo poco nei giovani, no? Poi lo vediamo, il rischio di questo paese, l'abbiamo visto anche con le elezioni europee, è che c'è sempre di più disinnamoramento dei giovani verso il proprio territorio. Vivono molto
non sono superficiali, perché se li domandi, però vivono per colpa di qualcun altro. La superficialità è data perché non esercitano neanche l'unica cosa che possono fare in un anno minuto di ammettere un voto. Si sentono estranei, no? Questa cosa mi fa star male, perché come dicevi tu prima, anche i miei impegni in associazione sono stati certamente contro gli interessi dell'azienda, perché dedicare tempo. Togli tempo. Togli tempo, ritorni non ne hai, non ne ritorni. Anzi, forse qualche critica. Hai solo, esattamente, perché ti esponi, però avevamo voglia di dire la nostra. Contribuire. No? E qualcosa è stato fatto. Per quanto riguarda l'azienda, credo che la terza generazione dovrà introdurre a breve un qualcosa che radichi sempre di più i nuovi assunti all'interno dell'azienda. Ascolta, ti ho presentato all'inizio dicendo presidente dell'ITIS Marco Polo, che è la fondazione, perché prima dell'intervista mi dicevi adesso questa è diventata la mia passione che mi trascina, e quindi siccome stiamo parlando di progetti sul futuro, introduciamo un po' questo argomento. Progetto sul futuro, ti sei messo nel mondo del formativo. Beh, ha una storia. Racconta. Fine anni 90 c'è stato un mio maestro della logistica, Leonida, che è stato un grande, diciamo, manager nel mondo della logistica, e con lui gli stetti a fianco creò il primo corso di logistica all'Università di Piacenza, che prima non c'era. Poi, diciamo, con l'aiuto di Confindustria e dello UAV abbiamo unito le forze tra l'Università di Trieste, allora c'era il professore Rettore Borruso, grande uomo di vedute e logistiche, e facemmo, credo nel 99-2000, il primo master di logistica in Italia, a Portogallo. Quindi la mia idea che a fianco dello sviluppo dell'impresa ci fosse anche una formazione adeguata era importante. Educazione, quindi tirare fuori il meglio da... Mi piace la parola educazione, perché educazione vuol dire creare una cultura. Noi siamo un paese di naviganti e siamo, voglio dire, facciamo tutti i porti d'Italia messi insieme, fanno il porto di Rotterdam, dove l'Olanda è grande come il Veneto. Esatto. Cioè capisci che c'è una disparità di questo, no? Perché non abbiamo mai avuto una cultura. C'è un margine di crescita. Non abbiamo mai avuto una cultura, no? Infatti siamo in ritardo sull'infrastruttura e su tante cose. E oggi come oggi, la tua domanda, sì, presiedo, mi fa piacere questa scuola di alta professione che si chiama ITS, che nel caso nostro forma persone per il mondo della logistica, ma anche conduttori di treni. Di recente abbiamo acquisito VEMAS, Venice Maritime School, che è una scuola di ufficiali di bordo, comandanti di bordo e comandanti di sala macchine. E con questo mix messo insieme, di fatto abbiamo inaugurato poche settimane fa l'Accademia della Logistica e del Mare a Venezia. Abbiamo preso un vecchio edificio, anche lì bellissimo, a Santa Marta, che è stato riconvertito dall'autorità portuale, e lì stiamo creando la sede. Tuttavia inaugureremo a breve la nostra scuola a Rovigo. Siamo già presenti a Mestre e al Volta, perché il calo demografico porta che le scuole si svuotano, e con la città metropolitana abbiamo preso un bellissimo spazio lì dentro e stiamo creando dei bellissimi laboratori in terraferma, e siamo presenti anche a Treviso. Quindi è una scuola anche questa qua dinamica, e ti do la chicca, visto che mi parlavi di innovazione, grazie al PNR stiamo investendo ben 4 milioni in simulatori. Quindi loro avranno la possibilità di provare veramente. Se vieni a trovarmi, ti faccio soffrire il mal di mare entrando nel simulatore della nave, piuttosto abbiamo simulatore nave, simulatore di morchiatori, simulatori dei piloti, questo mondo marittimo. Poi abbiamo simulatore del treno, simulatore delle grandi gru portuali, e poi abbiamo il simulatore, questa è una chicca nostra, per come creare un magazzino logistico. Allora tu il problema di trovarti nuovi collaboratori da inserire in azienda l'hai lavorato a monte, no, l'hai risolto. Allora, diciamo che adesso qua ogni volta che incontro un imprenditore mi dice non trovo le persone. No, allora diciamo questo, all'inizio di questa avventura, piacevole avventura formativa,
avevamo il problema di trovare le imprese che ospitavano i nostri giovani per fare lo stage. È un biennio, nel caso marittimo sono 3 anni, perché vai a bordo nave. Nelle altre cose sono biennio, dove ne fai uno didattico e uno nelle aziende. È chiaro che quando uno entra nell'azienda con un indirizzo specifico, l'azienda gli fa fare quel lavoro lì perché è quel lavoro che vuol fare e poi il matrimonio si conclude. Cioè, quindi mi dicevi che avete percentuali altissime di persone inserite. Il 95% di chi frequenta il nostro biennio viene assunto con un contratto a tempo illimitato. Quindi anche questo è una dignità. Vengono inseriti naturalmente, perché poi scelgono i giovani. Un giovane intelligente oggi fa l'ITS. Oggi quelli bravi sono molto attenti. Scelgono. Ma guarda che l'ITS vanno dalla fashion alla conduzione di navi. Cioè, ci sono 83 corsi nel Veneto. Il problema è che le famiglie non lo sanno. Mi dicevi questo, cioè la maggior parte delle famiglie in Italia, non solo nel Veneto, non conoscono che c'è questa spazio intermedio tra quello che normalmente c'è al liceo e poi l'università. Non pensano che c'è... Sì. Una volta quando c'erano le industrie, ad esempio a Marghera, le industrie avevano sviluppato scuole vere, che potesse il Berna, il Ciacinocchi e così via, no? Oggi come oggi sono venuti meno queste, no? E le scuole bene o male si sono un po' evolute, introducendo delle tematiche tipo sul trasporto, no? Tipo Luzzati ha introdotto tutte le tematiche sul trasporto. L'ITS noi siamo indietro rispetto agli altri paesi. Nasciamo in Italia 12 anni fa, oggi come oggi abbiamo 30.000 alunni in Italia che frequentano gli ITS. L'obiettivo è arrivare a 60.000 in 2 anni. Che sono 60.000, ma sono 60.000 persone che poi nel lavorare. Lavoro, 60.000 persone che adesso avremo il problema di fare i corsi anche in lingue internazionali, ospitare gente che magari viene dall'estero. Infatti questo ministro che mi ha colpito molto, che uno dei suoi progetti principali, quello dell'ITS, ha detto che sta guardando il nostro modello ITS per esportarlo anche nel progetto, sai, i progetti questi di Mattei, no? Del Nord Africa, no? E che ben venga questo progetto per le nostre imprese, e vuole esportare anche il modello formativo, ed è giusto, perché come fece Volpi devi pensare già prima ancora alla formazione e contestualmente deve realizzare la fabbrica. Sì. Olivetti insegna. Certo. A Valdagno uguale. Sì. E ascolta, hai sempre lavorato tanto? Sei uno che lavora tante ore? Hai sempre lavorato sul tuo equilibrio? Perché insomma, come ti ricarichi, come ti rigeneri tra la tua vita personale, la tua famiglia? Hai trovato gli spazi? Io sono sempre stato cintura nera del solo lavoro e per tanti anni mi sono fatto un po' di... non li ho neanche visti crescere i miei figli quando erano, adesso li vedo un po' più grandi, ma da bimbi non moltissimo. Volevo sapere un po' te, come affronti questa cosa. Noi siamo nati con la voglia di fare. E quindi il fatto stesso che certe cose ci riuscivano, ci ripagavano di tutte le cose che sostanzialmente... Quindi l'energia la prendevamo dalla passione di star là. Sì, di fare. Quindi non ti ha mai pesato? No, oddio, mi ha pesato anche molto fisicamente, perché il tempo non lo governi, cioè si iniziava, poi non si sa quando si finiva, e lo paghi poi sulla fisicità. Sicuramente accompagnare un'attività fisica, l'ho capito molti anni dopo, ti aiuta a trovare dei momenti di sfogo, di rigenerazione. Però uno può fare anche attività fisica, poi se nel suo lavoro, che è quello che crede, le cose non le escono, non è mai ricaricato, anzi sei ancora più abbattuto, no? Cioè è la soddisfazione che ti dà energia. Diciamo che la prima cosa è: io mi devo rispettare perché devo avere più energie per affrontare quelle che sono le mie sfide nel mondo del lavoro. Okay. È l'incontrario. Quindi parto da dire... È assurdo, ma è così purtroppo. Sì, parto da... Per chi lo capisce, gli imprenditori lo capiscono. Certo. Interessante. Cambio generazionale abbiamo già un po' parlato, quindi adesso c'è tuo figlio che si è fatto avanti, quindi già un risultato, perché di solito è il problema contrario, di dire cosa faccio, cosa metto. Decide lui. E progetti per il futuro in termini di logistica? Dove ti vedi fra 5-10 anni?
Ci sono dei progetti importanti che vuoi condividere? Ma possiamo, se vuoi, parlare un attimo anche di questo progetto formativo. Assolutamente. A me piace molto, siamo in una scuola di formazione, quindi io lavoriamo sugli imprenditori, voi lavorate sui ragazzi, Diciamo tanta che roba. la parte formativa parte lontano, parte nel fatto che quando facevo impresa mi sono sempre occupato anche della formazione e alcune cose le ho imparate da un maestro della logistica, Giovanni Leonida, che ha fatto il primo corso di laurea in logistica all'Università di Piacenza. Poi parlo noi perché io, Confindustria, lo IUAV e lo stesso rettore Borruso dell'Università di Trieste abbiamo messo in piedi il primo master di logistica in Italia, siamo 99-2000, poi a Portogallo, poi continuò a Treviso e così via. Quindi la passione per portare in evidenza, creare una cultura sulla logistica, l'ha sempre sentita. Sai, io nasco trasportatore e in Italia abbiamo sempre declinato la figura dell'autista e ne paghiamo oggi le conseguenze. Pensando che tutti i problemi fossero quelli degli autisti, senza pensare che senza gli autisti, l'abbiamo visto con il Covid, sì. No? Sono i nostri angeli poi alla fine, no? E quindi da lì poi si è evoluto il campo con argomenti diversi, custodia, ambiente, quindi logistica, è giusto che se ne parli. Pensa che la logistica in alcuni paesi è il primo prodotto del PIL, vedi l'Olanda. L'Italia, che è un paese di naviganti, abbiamo tutta acqua attorno, porti, quindi potremmo anche fare delle iniziative di ecosostenibilità del trasporto ormai, no? E siamo tutti insieme, faremo il volume che fa solo il porto di Rotterdam. Lo dicevi prima, sì. Quindi siamo fuori da queste cose. Quindi oggi come oggi cerco attraverso un ITS, che sono queste fondazioni di alta professione, di creare una cultura e una formazione per quei giovani che decidono di intraprendere dei percorsi formativi. Nel caso nostro insegniamo logistica e altre cose. Che Però possono... è comunque un mondo di contatto. Esattamente, quindi un ragazzo che ha finito i suoi 5 anni, adesso addirittura noi il primo anno stiamo sperimentando con la riforma scolastica i 4+2, quindi chi oggi ha iniziato il suo liceo alla fine farà 4 anni e poi farà 2 anni di ITS. E questa è una cosa che cambierà le regole del gioco, perché avvicineremo sempre di più i giovani al lavoro, che è quel problema che dicevamo prima, perché nei nostri 2 anni, un anno è uno stage in azienda, quindi capisci il livello. E sei già stato verticalizzato, quindi la probabilità di essere Esattamente, ma per carità può essere, se non è logistica è fashion, no? Sì, chiaro, e così via. Però è la modalità che cambia, come dicevi prima. L'impresa per tanti anni si è dimenticata di mettere attenzione su questa cosa. Sì. Adesso in qualche modo si sta cercando di colmare questo con questa iniziativa. Noi in effetti stiamo facendo da poco, io sono stato appena riconfermato, abbiamo fatto prima il nostro CDA, abbiamo un bel CDA di 9 membri e abbiamo un grande progetto, cioè nel senso che abbiamo utilizzato i fondi del PNR, abbiamo formato una sede a Venezia, un bellissimo stabile che l'autorità portuale e il demanio ci hanno messo a disposizione. Sono 1200 metri, possono diventare 2004 a Santa Marta, e quindi lì facciamo 6 aule e facciamo ben 5 laboratori con 5 simulatori: nave, il pilota che guida, il rimorchiatore che traina, ma poi anche treno, poi anche gru portuali, quelle grandi gru portuali, e infine laboratori per realizzare, creare, far divertire i giovani, insomma, a creare dei magazzini per la logistica, con tutti i collegamenti poi sulla tracciabilità. Sarà, penso, il primo polo formativo con tanti simulatori in un unico posto, e questo ci dà un grande senso di responsabilità. Vogliamo avvicinare il mondo delle imprese, perché le imprese devono pensare oggi quello che gli servirà tra 3 anni, e quindi invece di investire solo in hunter che ti cercano, è giusto che investano in questi corsi che possiamo anche adeguare al mondo delle imprese, e quindi si trovano dopo 2 anni, di cui uno fatto in azienda, si trovano i giovani formati. Profilati, è un win-win, perché io come azienda ho le persone già giuste,
e loro hanno un'opportunità di Sì. essere inseriti e sentirsi che di dare un contributo, perché c'è anche questo aspetto psicologico che molto non sanno che contributo possono dare molti ragazzi che vengono fuori. E quindi E questo lo colma questo gap, no? esatto. Perché a questo ragazzo che sceglie questa strada, lui avrà la possibilità di entrare in un'azienda avendo visitato fanno 3 mesi un'azienda e 3 mesi un'altra, 2 realtà, e capiscono bene cosa vuol dire fare il lavoro. E quando entrano in azienda, entrano dignitosamente in azienda, perché vengono assunti con contratto a tempo indeterminato. Credo che questo sia per me una grande scommessa Grande cosa. quando parli di cosa vorrei fare. Quindi io È un bel spero- progettone per il futuro questo qua. Sì, sai, Venezia, noi qualche giorno fa abbiamo inaugurato l'Accademia della Logistica del Mare, ma tu pensi una città marinare, una città... Che deve fare, No, non aveva questa... non l'aveva. C'è la Trieste, c'è la Genova, c'è la Gaeta. Quindi per me è un orgoglio, ma è una sfida che porteremo tutti insieme, perché siamo 9 nel Consiglio di amministrazione, porteremo avanti anche con l'altra scuola che è la Weimars, che dicevo prima, che è di proprietà della Fondazione ITS, ma che ha a sua volta un presidente e ne consiglieri. Senza accorgerci, è passati 50 minuti, quindi siamo in battuta d'arrivo. Se vi è piaciuto questo video, come sempre, mettete like e soprattutto iscrivetevi al canale, perché dobbiamo farlo crescere, e se ci sono altri imprenditori da intervistare, ci aiutate. Domandone finale che faccio sempre: a un giovane te o a un giovane imprenditore che sta partendo, che suggerimenti daresti per iniziare? Cosa avresti voluto che ti dicesse qualcuno? A parte che hai avuto il papà che... Ho un sogno e ho un progetto per realizzarlo. Ok. Quindi tu dici, se hai un Sognate. sogno, buttati, fallo. Sì. Poi credo che le prime 2 parole, ho un sogno e un progetto per realizzarlo. Poi bisogna aggiungere una cosa, la perseveranza. Ok, quindi infatti stavo arrivando alla caratteristica che La è comune. La vita ci presenta tanti ostacoli. Dobbiamo essere pronti ad affrontarli e non abbattersi mai, perché anche ogni volta che magari pensi di aver fallito, invece hai preso l'energia per ripartire alla grande. Io dico sempre, siamo in una penisola, da una parte c'ho il mare delle opportunità e da una parte c'ho il mare delle difficoltà, dipende dove guardo, quindi devo imparare a guardare dalla direzione giusta. Damaso, grazie. A te invece. Grazie a veramente. voi. Grazie. E vengo a vedere il simulatore, perché voglio Assolutamente provare. sì, assolutamente sì. Vi inviterò anche all'inaugurazione, che noi inizieremo a ottobre a fare le prime inaugurazioni, perché è giusto farle, perché abbiamo bisogno di diffondere. Sì. Quindi noi nel nostro piccolo lo comunichiamo agli imprenditori. Soprattutto a loro, perché sono loro che poi devono sostenere e hanno bisogno di questa cosa. Grazie ancora. È stato bello rivederti. A te. Arrivederci. A presto. Arrivederci.